Storia a Fara Vicentino, morto un 24enne marocchino, vagava in strada urlando Allah Akbar. Ha preso la pistola ad un carabiniere ed ha fatto fuoco colpendo per 2 volte un vigile urbano, ricoverato in terapia intensiva. Residenti sconvolti a Fara Vicentino, sembrava un Far West, raccontano grida, spari e tanta paura. La strada è chiusa per i rilievi, pioggia di reazioni politiche dal territorio e dal governo. Paura a Oderzo per un'avvocatessa ferita con un coltello da un cliente. L'uomo, un 63enne di Mansuè, è ritornato a casa e si è tolto la vita. Per la professionista una prognosi di 30 giorni. Schianto nella notte lungo la Nuova Gasparona, a Pianezze, tra un'auto ed un furgone, a perdere la vita un noto esercente di 64 anni di Marostica. 6 ragazzi statunitensi bloccati dalla neve sul Faloria, recuperati dal soccorso alpino, erano senza giacca a vento e attrezzatura. Intanto sul Grappa nuova nevicata. 25 aprile non si placa la bufera sull'assessore regionale Elena Donazzan dopo l'accostamento tra antifascismo e Brigate Rosse, a prendere le distanze anche gli alleati della Lega. Padova insieme a Venezia è tra le mete venete più scelte dai turisti per questo ponte del 25 aprile. La città si conferma tra le più attrattive anche per gli stranieri. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Come ogni lunedì subito spazio al nostro sondaggio di oggi, al quale vi chiediamo di rispondere. 25 aprile, l'antifascismo è ancora un valore? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito al numero che vedete sulla barra di colore verde. Se invece è no, uno squillo al numero sulla barra di colore rosso. Come sempre l'esito del nostro sondaggio verrà reso noto nel corso di Ring, in onda questa sera a partire dalle 21:15. Ed ora la cronaca, l'avete sentito dai titoli: sparatoria a Fara Vicentino, un cittadino di origine magrebina semina il panico, ferisce gravemente un agente della polizia locale, viene poi freddato dai carabinieri. Sentiamo. Questa mattina, poco dopo le 11, a Fara Vicentino si è scatenato l'inferno. Qualcuno lo ha definito un vero e proprio Far West. Spari, urla, una colluttazione tra un cittadino di origine magrebina e i carabinieri. Poi il dramma in via Crosara, a Fara Vicentino, con un agente della polizia locale, Alex Frusti, ferito gravemente da 2 proiettili al piede e al torace. Colpi sparati dal ragazzo extracomunitario in evidente stato confusionale, che sarebbe riuscito a sfilare la pistola d'ordinanza a uno dei carabinieri mentre gli altri cercavano di immobilizzarlo utilizzando anche un taser. Lo straniero, raggiunto da almeno un colpo di pistola, è stato ucciso. Al momento c'è ancora riserbo sull'esatta dinamica dei fatti, anche se alcuni testimoni raccontano che il magrebino stava camminando lungo la strada dalla zona di Mason a piedi scalzi e con indosso una tunica. Durante il tragitto avrebbe importunato alcuni passanti e automobilisti. Sulle sue tracce, probabilmente a seguito di alcune segnalazioni, si era messa una pattuglia dei carabinieri che lo ha raggiunto in via Roma, a Breganze, per poi tentare di fermarlo appunto in via Crosara, a Fara Vicentino, dove in supporto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale in transito. L'uomo avrebbe avuto fin da subito un atteggiamento aggressivo, urlando Allah Akbar, Dio è grande, e inveendo contro le forze dell'ordine. In una manciata di secondi la colluttazione si è trasformata in dramma, con la pistola sottratta al carabiniere, gli spari, l'agente colpito e il magrebino ucciso dai militari. Alex Frusti, l'agente della polizia locale ferito, è ricoverato a Sant'Orso, dove è stato trasportato e operato d'urgenza. Uno dei proiettili ha provocato il danneggiamento del polmone. Attualmente il paziente è in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili, respira autonomamente ed è vigile. Sull'asfalto i bossoli di almeno 6 o 7 colpi esplosi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai soccorritori, sono intervenuti anche gli uomini della scientifica. E a Fara sono sconvolti i residenti, sembrava il Far West, dicono. Sentiamo. A Fara Vicentino la voglia di parlare è poca, semplicemente perché mancano le parole per descrivere quello che è successo. I toni che si accendono, poi le grida, Allah Akbar, Allah è grande,
la colluttazione e gli spari. 3, 4, 7 colpi. Difficile quantificarli per chi in una manciata di secondi è stato attanagliato dalla paura e dallo sgomento. Sentì i colpi ma non savaria, tanti era. Cosa ha pensato, signora? Che siamo un brutto coso tutto qua. Lei si è affacciata e è andata a vedere insomma cosa stava succedendo? No, non sono andata, non sono mai andata. Sono stata ferma lì perché sono stata bloccata, tremavo tutta. Chi ha assistito alla sparatoria racconta di una situazione fin da subito critica, con il giovane extracomunitario in evidente stato confusionale e aggressivo. Ha sparato in alto più colpi. Ecco, sparato in alto. C'era non lo so se fosse un poliziotto o detto un carabiniere, quello col giubbino giallo, che cercava di circoscriverlo, nel senso che non andasse dall'altra parte della strada. C'era un altro carabiniere dietro un furgoncino, non avendo più trovato una via di fuga si è riversato dentro al fosso. Tanti hanno addirittura chiuso le persiane proprio per ragioni di sicurezza. Lei abita a poche decine di metri da dove è avvenuta la sparatoria. Che cosa ha sentito? I 3 spari ho sentito, basta. I primi, dopo gli altri non li ho mai sentiti. Però il giovanotto mi l'ho visto passare da qua. Quindi in tutta, era una tunica lunga, scalzo, che camminava. E ho guardato da in cima, basta. Da un poco sentivo i 3 spari. Boh. Dopo sono guardato fuori e ho visto se passava mio cognato, mi ha detto guarda che era una sparatoria in fondo lì. Oh, e sono venuto a vedere. La sindaca Maria Teresa Sperotto esprime tutta la propria vicinanza alle forze dell'ordine. Esprimo tutta la mia vicinanza al corpo di polizia locale, ad Alex Frusti, che è il nostro referente del comune di Fara Vicentino per quanto riguarda appunto la polizia locale. Esprimo solidarietà anche ai carabinieri perché credo non sia stato un momento felice, non sia un momento felice neanche per loro, e mi dispiace per la persona che è deceduta. E un altro grave fatto di cronaca si è verificato questa mattina nel Trevigiano. A Oderzo ha coltellato con diversi fendenti l'avvocatessa cinquantenne, poi si è allontanato portando con sé l'arma. L'aggressore è poi tornato a casa e si è tolto la vita. Sono attimi di paura quelli vissuti in via dall'Ongaro a Oderzo. Mancano pochi minuti alle 10. Nello studio di Mary Zorza, avvocatessa civilista di 50 anni, è arrivato un cliente. Tutto appare normale fino a quando l'uomo, al culmine di una lite, estrae un coltello e colpisce la donna. Più fendenti la raggiungono alla mano nel disperato tentativo di difendersi e al braccio. Lei riesce a fuggire dal suo aggressore e si precipita fuori raggiungendo l'edicola accanto. Io ho visto l'avvocato venire dentro insanguinata che gridava aiuto, aiuto. Che cosa ha fatto? E l'ho soccorsa, l'ho accompagnata, l'ho seduta sui gradini e ho chiamato subito il 118. Sotto shock dolorante, Mary Zorze chiede all'uomo se ha altre ferite sul corpo, tanto era stata la folle aggressione del cliente. Nello stesso piano dello studio legale, Marco Pignatti sente le urla. Quando sono uscito, ho aperto la porta, ho visto le macchie di sangue e mi sono, saltandole, affacciato, ho visto che c'era un gran crocchio di persone, quindi ho solo intravisto la sagoma dell'avvocato stesa per terra e basta. La donna soccorsa dal 118 è stata portata in ospedale a Oderzo, è sotto shock, dice il compagno. È scossa, veramente scossa, attraverso momenti di riuscita a parlare tranquillamente, momenti di pianto, perché comunque nonostante tutto continua a difendere questa persona, poverino, si è rovinato la vita. Nonostante tutto, pensa ancora a lui. L'infermiere Giuseppe Silvestrini, 53 anni, si è allontanato dallo studio legale e si è diretto a casa dove si è tolto la vita. Con sé ha portato il coltello che poi deve aver gettato via da qualche parte. I carabinieri lo stanno ancora cercando. Nell'edificio di via dall'Ongaro tutti sono sotto shock. Siamo tutti quanti addolorati e sconcertati, cioè è pazzesco che possa... Tra l'altro in quel momento stavo guardando proprio in Rai una trasmissione che parlava proprio dell'aggressione alla psichiatra che poi è morta, quindi credo ci sia da lavorare molto in questa cosa. Siamo sconcertati, dice il sindaco Scardellato. La situazione è difficilissima perché ci domandavamo, quindi succede a uno psicologo che riceve, all'avvocato con gli appuntamenti, quindi di doversi mettere in condizioni di sicurezza per qualsiasi tipo di incontro, perché ormai il numero di queste persone che perdono il controllo è elevatissimo
E quindi bisogna che chiunque fa un tipo di lavoro a rischio non riceva mai da solo. Alla base della diatriba forse dei terreni in vendita, una questione di eredità, ma solo Mary Zorz potrà far luce sugli istanti prima di quella folle aggressione. Giuseppe Silvestrin, 53 anni, l'infermiere che ha aggredito l'avvocatessa, appunto, si è tolto la vita poco dopo nel casolare di famiglia. È fuggito dallo studio legale approfittando del caos quando l'avvocatessa ferita è uscita gridando. Lui invece è andato a casa in via Perezia, a Basalghelle di Mansuè. Ha incontrato per qualche istante il fratello, poi è salito nel sottotetto e qui si è tolto la vita. Giuseppe Silvestrini, 53 anni, infermiere, era esasperato, una vita difficile. Nel 2021 la casa di famiglia era andata a fuoco, 2 mesi fa aveva perso il padre. Era lui, il 53enne, che si occupava dei 2 fratelli. Tutti vivevano in una casa prefabbricata accanto a quella andata a fuoco e quasi completamente distrutta. Lui ha fatto tutto in silenzio, come tutto... Quando è venuto qua l'ha visto? Quando è tornato a casa oggi? Sì, aveva solo risposto male a questa ultima pressione che volevano acquistare la terra, qua vogliono acquistare la terra dai confinanti qua. Una tragedia che si è consumata all'interno di un quadro familiare complicato, a far traboccare l'ultima goccia, forse, la vendita di alcuni terreni agricoli. Il peso di tutto questo lo ha fatto crollare a trovare il corpo di Giuseppe, il fratello Renato. Quando mi sono accorto era troppo tardi, mi sono accorto, sono stato malissimo. L'arrivo dei carabinieri nel casolare e l'epilogo di un dramma doppio, quello di Mary Zorz aggredita e di Giuseppe Silvestrini che non ha più retto a tante pressioni. Un'aggressione premeditata perché il 53enne aveva con sé il coltello, un piano forse che lui aveva già pensato. Ed un'altra tragedia della strada, questa volta si è verificata nella notte lungo la Nuova Gasparona, a perdere la vita un noto esercente di Marostica. Ancora sangue sulle nostre strade, a perdere la vita domenica notte attorno alle 23 lungo la Nuova Gasparona, in territorio comunale di Pianezze, Alfio Beltramello, 64 anni, residente a Marsan, conosciutissimo a Marostica, in quanto da decenni gestiva il caffè centrale nel cuore della città degli scacchi. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, Beltramello era al volante della sua Citroen C2 lungo la superstrada diretto verso Tiene. Quando giunto all'altezza dell'intersezione con via Alcide De Gasperi a Pianezze, forse per un malore o forse per un guasto al mezzo, si sarebbe fermato a lato della carreggiata. Proprio in quel momento arrivava un furgone che non è riuscito a evitare l'impatto e ha tamponato violentemente l'auto spingendola sino addosso al guardrail dall'altro lato della strada. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. Il medico del SUEM non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco. La Nuova Gasparona è rimasta chiusa per diverso tempo per permettere le operazioni di sgombero e messa in sicurezza. La notizia della morte di Alfio Beltramello ha sconvolto tutte le persone che a Marostica lo conoscevano. Nella serata di ieri 6 ragazzi statunitensi, 2 maschi e 4 femmine, rimasti bloccati dalla neve mentre scendevano a piedi dal Faloria, sono stati recuperati dagli uomini del soccorso alpino. Il gruppo, composto da giovani poco più che ventenni, tutti del Minnesota, erano saliti in funivia con l'intenzione di rientrare lungo il sentiero 214. Con abbigliamento inappropriato e senza giacca a vento, i ragazzi si sono presto trovati in difficoltà e attorno alle 16:30 hanno chiesto aiuto. Nebbia e pioggia mista a neve hanno impedito all'elicottero del SUENDP di Cadore di alzarsi in volo. Sono quindi partite le squadre del soccorso alpino a bordo di motoslitta e quad che hanno raggiunto i 6 giovani a 2100 metri di quota. Da lì i ragazzi sono stati portati in rifugio e poi riaccompagnati nei loro alloggi in località Riogere, sopra Cortina. Un bambino di 9 anni è ricoverato all'ospedale di Verona con ustioni alle gambe e alle mani dopo aver tentato di accendere la stufa con un flacone di alcol. Il fatto è avvenuto nella Gordino sabato mattina, ma se ne è avuta notizia soltanto oggi. Le condizioni del piccolo in questi giorni sono fortunatamente migliorate. Il bimbo voleva fare una sorpresa ai genitori, l'idea era quella di preparare loro la colazione, ma qualcosa è andato storto e per miracolo si è sfiorata la tragedia.
I controlli ora della Guardia di Finanza nel weekend nel Vicentino. È stato scoperto un furbetto del reddito di cittadinanza. Aveva percepito il reddito di cittadinanza indebitamente e la Guardia di Finanza gli sequestra un immobile di proprietà per far rientrare nelle casse dello Stato le somme indebitamente elargite. Protagonista un cittadino di origini italiane a cui erano state corrisposti oltre 15.000 euro a sostegno delle paventate difficoltà economiche. Le Fiamme Gialle di Vicenza invece, a seguito di specifici accertamenti, avevano dimostrato la falsità delle dichiarazioni presentate. Per questo il GIP, su richiesta del sostituto procuratore, ha emesso un decreto di sequestro per consentire all'erario di recuperare il sussidio destinato a chi si trova al di sotto della soglia di povertà. L'uomo nel frattempo aveva svuotato i conti correnti, ma i finanzieri hanno individuato un immobile di sua proprietà a Vicenza, nella zona del Mercato Nuovo, su cui è scattato il provvedimento di sequestro. Nei giorni scorsi, inoltre, il controllo degli illeciti di carattere economico sul territorio dei finanzieri si è esteso ad altri settori, controllati 500 veicoli e oltre 1.000 persone. Ad Arzignano, nel contrasto al lavoro nero, è stata emessa una sanzione amministrativa di 4.800 euro nei confronti del titolare di un bar che aveva omesso comunicazioni amministrative per contratti di lavoro intermittente. Sanzionati per l'utilizzo di slot machine in orari non consentiti i titolari di locali nei comuni di Brendola, Montebello, Schiavon e Arsiero. Al mercato di Piovene Rocchette il venditore di una bancarella che commercializzava abbigliamento e peluche con false griffe è stato denunciato all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di commercio di prodotti con marchi contraffatti e di ricettazione. Torna a casa con l'incasso della giornata e viene rapinata, vittima un'operatrice che in questi giorni sta lavorando alla Perishow di Arsego. L'agguato è avvenuto a Piazzola sul Brenta. Rapinata dell'incasso della serata mentre stava tornando a casa, con ogni probabilità è stata seguita dai banditi. Un'operatrice che in questi giorni sta lavorando al festival a Perishow ad Arsego è stata derubata da alcuni malviventi mentre stava facendo rientro nella sua casa a Piazzola sul Brenta la notte tra sabato e domenica. La vittima ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita e rapinata intorno alle 3 di notte appena varcato il cancello della sua abitazione. In tasca aveva una busta con 12.000 euro, l'incasso dell'intera giornata della kermesse. In forte stato di shock, la donna non si è nemmeno resa conto di quanti fossero i malviventi e se fossero armati. Di sicuro erano 2 o 3 e sono scappati nel buio della notte. Qualche istante di pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Rieccoci in diretta con il TG del Veneto. 25 aprile non si placa la polemica sull'assessore Donazzan dopo l'accostamento tra antifascismo e Brigate Rosse. A prendere le distanze anche gli alleati della Lega. Avrei preferito non doverle commentare, ma ancora una volta l'assessore Donazzan alla vigilia del 25 aprile ha rilasciato dichiarazioni aberranti, antistoriche, al di là di ogni revisionismo. Le parole dell'assessore Donazzan sul 25 aprile sull'antifascismo sono gravi e si inseriscono in un disegno che sembra ormai sistematico di revisionismo e di negazionismo da parte di questa destra che ci governa. Se a livello nazionale a tenere la scena è il presidente del Senato Ignazio La Russa, sul piano locale un'altra tempesta politica e mediatica si è scatenata sull'assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che nel corso di un'intervista rilasciata ai quotidiani Gedi ha affermato come l'antifascismo in Italia abbia prodotto il terrorismo rosso e che non può essere un valore. Prova ne è, ha detto poi Donazzan, che anche nella nostra Costituzione non viene mai menzionato. Apriti cielo, l'accostamento BR e antifascismo ha fatto sobbalzare sulla sedia anche gli alleati del centrodestra. Si dichiara molto perplesso il commissario della Lega in Veneto, il padovano Alberto Stefani. Centrodestra è sinonimo di libertà contro ogni dittatura. La Lega è orgogliosamente antifascista e anticomunista. A intervenire anche il leghista Gian Antonio Darè, che da ex sindaco di Vittorio Veneto ha sempre partecipato alle celebrazioni del 25 aprile. È una valutazione di parte ed è, secondo me, ad ogni se senza ma, è una valutazione sbagliata. Le Brigate Rosse hanno un'origine diversa, hanno una finalità diversa da quella di destabilizzare lo Stato e quindi credo che questa sia una polemica
e delle affermazioni sicuramente fuori luogo, soprattutto fuori tempo in questo momento. E nel fine settimana dal centrodestra sono partiti diversi messaggi distensivi. Sabato sul Corriere della Sera Zai ha parlato di una festa fondante e di tutti. 24 ore dopo, ospite da Fazio, il guardasigilli Carlo Nordio si è augurato che il 25 aprile diventi una ricorrenza europea. Non parla esplicitamente del caso Donazzan, il numero 1 dei meloniani in Veneto, ma il messaggio sembra comunque chiaro. Credo che non basti dirsi antifascisti, bisogna andare oltre, dirsi contro ogni forma di totalitarismo, riconoscersi nei valori di libertà e della democrazia. Questo siamo noi, questo facciamo. Sarebbe invece giusto che il 25 aprile fosse vissuto da tutti come una festa condivisa e di tutti, e che la destra prendesse finalmente le distanze dal fascismo e riconoscesse nel 25 aprile il simbolo della libertà e della democrazia. Mai così basso dagli ultimi 70 anni, il lago di Garda, il più grande lago italiano, ha raggiunto il suo livello più basso dal 1953. Si trova ora solo a 45,8 cm sopra lo zero idrometrico rispetto ad una media di 109 cm degli ultimi 70 anni. Lo indicano i dati del satellite Sentinel-2 nell'ambito dell'Osservatorio europeo sulla siccità. Il lago di Garda è un serbatoio di acqua dolce fondamentale ed il suo abbassamento mette ora a rischio la sua capacità di sostenere l'agricoltura, le comunità locali, il turismo e la navigazione. Padova insieme a Venezia è tra le città più scelte dai turisti in questo ponte del 25 aprile. La città si conferma tra le più attrattive anche per gli stranieri. Da inizio 2023 sono oltre 77.000 i turisti che hanno scelto di visitare i musei padovani, numeri esorbitanti che superano del 5% quelli da record del 2019, l'anno prima della pandemia. Anche il ponte del 25 aprile sembra segnare cifre importanti, addirittura migliori di quelle della Pasqua appena passata. Da Busto Arsizio. Come mai avete scelto Padova? Allora, noi in realtà siamo stati a Venezia e adesso per il ritorno a casa abbiamo deciso di fare una tappa qui a Padova per visitarla. Cosa andate a vedere? Adesso la piazza, come si chiama? Che ci hanno detto, cos'è, la Basilica? Cos'è? Dove c'è Sant'Antonio e poi a fianco c'è quella piazza enorme che non mi ricordo come si chiama. Sì, bravissima. Prato della Valle? Ok, Prato della Valle. Da Catania. E come mai avete scelto Padova? In realtà nostra figlia abita qui, quindi siamo venuti a trovare lei. Cosa vi piace della città? È bella, tranquilla soprattutto, perché noi al sud abbiamo un po' più di caos, macchine, invece Padova mi piace tantissimo. Cosa vi farete vedere alle ragazze? Sicuramente ci stiamo recando verso il Santo, Prato della Valle e poi la parte centrale, quindi il Bo, Piazza delle Erbe, dei Signori e Piazza Capitaniato. Come mai avete scelto Padova per questo ponte del 25 aprile? Abbiamo fatto un giro Venezia, Treviso, Padova, qui in Veneto. Molti anche gli stranieri che scelgono la nostra città anche per un pellegrinaggio a Sant'Antonio. Germany. Is the first time in Padova? First time in Padova, right. Yes. La basilica è molto bella, anche all'interno, ci racconta questa turista tedesca che insieme al marito ha scelto di passare qualche giorno a Padova. Direi che Padova si sta risvegliando, come tutti dopo il Covid. Si vede un po' di più la voglia di girare, ecco, di uscire, di star fuori all'aperto, ecco. Tanti anche stranieri? Molti soprattutto, anzi quasi solo stranieri, oppure gente da fuori regione, ecco. Allora, entriamo nel bus turistico che gira per la città, andiamo a vedere un po' di che nazionalità sono i turisti. Arriviamo da Como. E cosa avete visto della città? Fino adesso solo la Basilica. Germany. Switzerland. Napoli. Napoli. Come mai avete scelto Padova per visitare? Facendo un bel tour. Facciamo un giro, abbiamo fatto Ferrara, adesso facciamo Padova e poi vediamo qualche altro questa giorno. Bellissima chiesa, questa bellissima zona. Dal Santo a Prato della Valle, le piazze, l'orto botanico, tutti i musei e i siti UNESCO dell'Urbs Picta, un patrimonio che ha rilanciato il turismo nel post-pandemia. Dopo Venezia, Padova si conferma tra le città più visitate, anche grazie alle mostre internazionali ed eventi sportivi come la maratona. È tutto dunque, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.
sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Atmosfera instabile, una perturbazione rende il tempo variabile in questo ponte del 25 aprile, festa della liberazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile, come detto. Avremo precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio. Poi dalle ore centrali crescenti schiarite, specie in pianura, alternate ad annuvolamenti. In serata fenomeni in esaurimento ovunque. Temperature nuovamente in lieve calo, minime tra 3 e 11 gradi, massime tra i 14 e i 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo piogge deboli o moderate, ma localmente anche abbondanti. Dal tardo pomeriggio deciso miglioramento con cielo sereno in serata. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo schiarite e annuvolamenti con probabili rovesci e temporali nelle ore centrali della giornata. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.